Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di queste edizioni di Sicilia 24. Tragedia a Licata, morta una bimba di 7 anni dopo un malore in mare, inutili tentativi di soccorso in spiaggia. La piccola è deceduta prima di essere trasferita in elisoccorso al Santeria di Caltanissetta. Gravi vessazioni e umiliazioni di 3 ragazze ad un compagno di scuola durante una gita degli studenti dell'Istituto Tecnico di Furcisicolo nel Messinese. I video degli atti di bullismo finiscono in rete, la procura ha aperto un'inchiesta e 3 responsabili non sono stati ammessi agli scrutini. A Catania, svolta nelle indagini per risalire agli autori della sparatoria in piazza Montana. Intanto a San Giovanni Galermo la polizia scopre e sequestra 11 kg di marijuana. Nuova lettera anonima con insulti e minacce per la sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. La missiva recapitata al comune dell'Agrigentino è stata consegnata ai carabinieri. Continua la protesta per l'emergenza idrica nell'Agrigentino. Dopo Licata anche Canicattì è scesa in piazza per chiedere più acqua e servizi adeguati ai cittadini. A Salina, tra il fascino delle olie e il richiamo della storia del cinema, il Mare Festival premia le attrici Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Per il calcio il Catania è pronto a ripartire dall'asse direttore sportivo allenatore. In pole per la panchina c'è sempre Fabio Caserta con De Giorgio in alternativa. Entrambi hanno lavorato con Varrà come direttore sportivo. Ancora una buona giornata e bentrovati a Sicilia 24. Cominciamo con un'ultima ora. Un incendio è divampato la scorsa notte nell'industria di trattamento di rifiuti di vetro di metallo, la Sarco SRL a Marsale. Il rogo si è sviluppato nello stabilimento in contrada Ponte Fiumarella. Sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti proprio da Marsala, da Mazzara del Vallo e anche da Alcamo con autobotti e mezzi speciali. Stanno indagando i carabinieri, ma anche sono all'opera i tecnici dell'ARPA. E adesso torniamo ad occuparci della tragedia avvenuta ieri a Licata. Una bambina di 7 anni di Ravanusa è morta dopo un malore improvviso sulla spiaggia di Marianello. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Vediamo e sentiamo il servizio della nostra Rita Cinardi. Una corsa disperata contro il tempo che purtroppo non è bastata a salvarle la vita. Una bambina di 7 anni originaria di Ravanusa è morta nel pomeriggio sulla spiaggia di Marianello a Licata. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, la piccola avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. La bambina, che avrebbe già avuto alcuni problemi di salute, sarebbe stata colpita da un attacco cardiaco. Immediato l'intervento delle persone presenti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 è stato disposto l'invio di un'ambulanza che ha trasportato la bambina all'ospedale di Licata e contestualmente è stato attivato anche l'elisoccorso decollato dalla base di Caltanissetta, che avrebbe dovuto trasferire la piccola all'ospedale Sant'Elia, ma quel trasferimento non è mai avvenuto. La bambina, nonostante tentativi dei sanitari per salvarle la vita, è morta all'ospedale di Licata. Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Ravanusa e Licata e gettato nello sgomento le tante persone che hanno assistito ai drammatici momenti dei soccorsi. Adesso c'è ancora un'altra notizia di ultima ora dalle agenzie. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 13 persone della famiglia mafiosa, dell'Acquasanta e dell'Arenella, facenti parte del mandamento di Resuttane. Gli indagati sono in totale 45 per le ipotesi di reato di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e esercizio abusivo di attività di scommesse. Maggiori dettagli nei nostri prossimi telegiornali. Adesso torniamo a occuparci della storia di bullismo che arriva da Furcisicolo. Siamo nel Messinese. 3 studenti hanno vessato e umiliato un compagno durante una gita scolastica. Gli abusi sono stati ripresi e poi i video sono stati postati in rete. La procura ha aperto un'inchiesta e la scuola ha bocciato i 3 ragazzi. Bullizzano il compagno e la scuola li boccia. Una pena esemplare, quella deliberata dal Consiglio d'Istituto della Salvatore Pugliatti di Furcisicolo, a seguito di gravi fatti avvenuti durante una gita scolastica che si è trasformata in un incubo per uno studente di 17 anni.
Protagonisti di questa vicenda sono 3 ragazzi, un maggiorenne e 2 minorenni, che frequentano l'istituto tecnico del piccolo comune del Messinese. Durante il viaggio di fine anno in Campania avrebbero preso di mira un compagno, costringendolo a subire atti di bullismo e pesanti umiliazioni, riprese con i cellulari e finite su chat e Instagram. Sono stati i genitori del 17enne, una volta scoperta la vicenda, a presentare la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Napoli e la Procura di Salerno hanno aperto un'inchiesta, mentre la scuola ha già preso i suoi provvedimenti. I 3 studenti non sono stati ammessi agli scrutini. Noi continueremo a monitorare questa situazione, la famiglia ha interesse e ha tutto il diritto di costituirsi poi parte civile, perché si tratta di gravi atti di bullismo nei confronti di un ragazzo che ha trascorso un periodo che doveva essere certamente una gita di istruzione, quindi un periodo di spensieratezza, un periodo anche di allegria in un vero e proprio trauma per 4 lunghi giorni. Nella vicenda sarebbero coinvolti anche altri giovani che avrebbero ripreso e diffuso gli abusi. Adesso siamo a Catania, indagini ad una svolta per risalire ai protagonisti dello scontro a fuoco avvenuto in piazza Montana, Trappeto Nord. Intanto a San Giovanni Galermo la polizia ha scoperto e sequestrato un maxi carico di marijuana. Tonino De Mano. Il cerchio si stringe sulla sparatoria di Trappeto Nord con la squadra mobile di Catania che sembra avere individuato alcuni dei protagonisti del conflitto a fuoco avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il grave episodio sfociato nel sangue potrebbe essere legato a tensioni riconducibili al mondo dello spaccio. Ad aprire il fuoco sarebbero stati alcuni giovani a bordo di uno scooter che a sua volta avrebbero subito l'immediata reazione di uno dei ragazzini. Una trentina i bossoli rinvenuti a ridosso di piazza Beppe Montana unitamente ad una pistola, forse caduta per terra durante il fuggi generale. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di spicco nel mondo dello spaccio nella zona di Trappeto Nord. A San Giovanni Galermo invece il fiuto del cane poliziotto Ares ha permesso di scoprire e quindi di sequestrare un maxi carico di marijuana oltre 11 kg in un nascondiglio tra sterpaglie e rifiuti di ogni genere. È in questo terreno, poco distante da via Capopassero, che Ares ha individuato il carico, indirizzando gli agenti della squadra cinofili e delle volanti verso le buste che vedete. Con ogni probabilità la sostanza stupefacente era destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere e il conseguente sequestro ha consentito di sottrarre alla criminalità locale una fonte certa di illecito guadagno. Ci occupiamo ancora delle violenze e della sicurezza a Palermo. Il giudice ha convalidato altri 4 fermi nell'ambito dell'escalation criminale. Oggi in prefettura ha attesa una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza alla presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi. Marco Carli. Convalida di altri 4 fermi dopo l'escalation criminale nella zona nord di Palermo. È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari, disposta la misura cautelare in carcere dei 2 giovani che il 29 aprile hanno sparato con un Kalashnikov contro un'abitazione di via Don Minzoni. Si tratta di Danilo Dignoti e Dionisio Mineo. Stessa decisione per Massimo Gioè e Riccardo Civiletti, entrambi facevano parte del commando che il giorno dopo ha cercato di uccidere in via Montalbo a colpi di pistola Danilo Dignoti. Sono accusati a vario titolo di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito degli stessi accertamenti sono stati fermati altri 4 ragazzi accusati di tentata estorsione. Sabato il giudice aveva convalidato i provvedimenti e disposto il carcere anche per loro. La spirale di violenza ha visto un altro episodio giovedì con il danneggiamento di una decina di auto parcheggiate nel deposito di Sicily by Car, la società di autonoleggio per cui si tratta della terza intimidazione subita dall'imprenditore Tommaso Dragotto, a cui è stata assegnata la scorta. Lunedì a Palermo, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la presenza del Ministro dell'Interno Piantedosi. I commercianti, esasperati dall'escalation di incendi dolosi e racket, hanno chiesto da tempo a gran voce un intervento massiccio dello Stato. Ancora cronaca, un nuovo atto intimidatorio contro un amministratore siciliano. Una lettera anonima con insulti e frasi volgari è stata recapitata al sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. Non è la prima minaccia ricevuta e sul caso adesso indagano i carabinieri. Davide Sardo. Ancora minacce a un sindaco siciliano. Nel mirino è finita Margherita La Rocca Ruvolo, primo cittadino di Montevago nell'Agrigentino e deputata regionale di Forza Italia. Una lettera anonima contenente insulti e frasi volgari è stata recapitata al comune. Non si tratta del primo episodio. Nel 2023 erano già arrivate altre 2 lettere minatorie.
Ancora più grave quanto accaduto nel febbraio del 2022, quando alla sindaca fu recapitata una busta con alcuni proiettili insieme a un santino della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco con una bambina in braccio. La nuova missiva è stata subito consegnata ai Carabinieri di Montevago, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'autore. Solidarietà da Forza Italia e dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, ha parlato di un vile attacco chiedendo di risalire ai responsabili. Galvagno ha espresso vicinanza alla sindaca, denunciando il clima sempre più pesante nei confronti degli amministratori locali e invitandola ad andare avanti con la consueta determinazione. Adesso ci trasferiamo nel siracusano a Priolo. Il sindaco Pippo Gianni denuncia l'aria sempre più irrespirabile, chiede al ministro dell'ambiente di fermare gli impianti del polo petrolchimico da dove arrivano forti odori di idrocarburi. Sentiamo il servizio di Francesco Aloi. Basta puzza. Non poteva essere più diretto di così il sindaco di Priolo Gargallo, che dice basta ai continui miasmi delle raffinerie. La sua richiesta: fermare gli impianti per poi farli ripartire gradualmente, in modo da capire da dove arrivino i cattivi odori. Per capire qual è la motivazione per cui ogni giorno, ormai una costante, in questa città di Priolo ci sia una puzza così violenta da portare i bambini anche al vomito costante e continuo. Il sindaco ha messo tutto nero su bianco in una lettera indirizzata anche al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo inviato una lettera di richiesta di intervento al Ministero dell'Ambiente, all'assessore regionale, al prefetto, per conoscenza al Presidente della Confindustria e per conoscenza alla Procura, chiedendo che siano fermati gli impianti. È una delle richieste. Tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa la situazione sta diventando sempre più insostenibile, in quello che da molti viene definito il quadrilatero della morte. Chi abita nella zona è stanco di questa situazione. A testimoniarlo sono anche i tantissimi messaggi sotto al post pubblicato dal sindaco su Facebook, tanto che ci sarebbero gruppi di residenti pronti a scendere in piazza. Vogliamo sapere chi fa questa operazione di produrre un lezzo maleodorante e veramente ignobile e vergognoso. Adesso ci occupiamo di crisi idrica. Dopo Licata, anche Canicattì, siamo sempre nell'Agrigentino, scende in piazza, stanchi di avere i rubinetti a secco in casa. Al centro della protesta il regolamento ATI, che riguarda le utenze delle zone periferiche non servite dalla rete idrica. Ancora Davide Sardo. Ancora piazze piene nell'Agrigentino. Dopo Licata, anche Canicattì scende in strada per chiedere acqua nelle case. Una protesta forte e sentita. Centinaia di persone si sono radunate nella villa comunale del Viale della Vittoria. Qui cittadini e famiglie hanno denunciato i disagi quotidiani legati alla carenza idrica. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Civico Acqua Bene Comune. Legalità. Incomincia dal prefetto, dalle istituzioni. Il primo è il sindaco, che sta facendo gli interessi dei privati e non gli interessi dei cittadini. Al centro del confronto il regolamento approvato dall'ATI, un provvedimento che impone alle abitazioni delle zone periferiche non servite da rete idrica e fognaria la stipula di un contratto con AICA, la società che gestisce il servizio. In assoluto dispregio di questa città come di altre città, vedasi Licata, vedasi Giavanusa, vedasi Agrigento, non sono più rappresentative ATI e AICA, le governanze, non sono più rappresentative e non hanno titolo per garantire un servizio istituzionale, l'incolumità, la salute, hanno fallito purtroppo finanziariamente, produttivamente, economicamente. Nel sit-in si è parlato anche delle autobotti AICA richieste come unica alternativa possibile. La protesta ora potrebbe continuare. Una breve sosta e poi le altre notizie. Di nuovo insieme con le altre notizie del giorno a Marina di Ragusa per la 17ª edizione di A Tutto Volume, Libri in Festa a Ragusa. Il cantautore Pacifico ha portato in prima nazionale uno spettacolo dedicato a Ornella Vanoni. Diario sentimentale di una donna libera, un viaggio tra musica e parole. Il servizio è di Veronica Barbarino. Si fa così, questo cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato.
Pacifico in prima nazionale, racconta Ornella Vanoni a Marina di Ragusa. Per la 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa, l'autore, cantautore e amico di lunga data di Ornella Vanoni ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fatto di aneddoti, ricordi personali e momenti di autentica ironia. Ci si era portato dietro un amico, magro, nervoso, stortigliaccolo, nasone, più discreto. Sembrava capitato lì per caso, in realtà era un gigante. Il suo spettacolo, diario sentimentale di una donna libera, ha conquistato il pubblico. Sul palco è emersa l'Ornella privata, che in famiglia veniva chiamata semplicemente Ornellina, una ragazza curiosa e inquieta, molto lontana dall'immagine pubblica della diva. Poi la trasformazione nell'icona della canzone italiana, infine il ritorno all'essenza più autentica, una donna capace di prendersi poco sul serio, brillante e vicina alla gente. Tra un racconto e l'altro, le canzoni più amate del repertorio della Vanoni hanno trasformato la serata in un omaggio elegante e partecipato, che ha saputo fondere letteratura, musica e memoria. E dalla musica adesso al cinema, il fascino delle olie, richiamo della storia del cinema. Il Mare Festival di Salina ricorda ancora Massimo Troisi e si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate siciliana. Tra i premiati di quest'anno anche le attrici Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Le ha incontrate per noi Eva Spampinato. Non solo memoria, ma anche talento, carattere e storie di donne che hanno lasciato il segno sul grande schermo. A Salina il cinema italiano si racconta attraverso interpreti capaci di attraversare generi, epoche e linguaggi diversi. Io ti ho visto in Gioia Mia, sei fantastica, film è bellissimo. Tra queste Aurora Quattrocchi, volto simbolo del cinema siciliano, neovincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista e premiata anche al Mare Festival. Certo, il Davide è importante, ma il premio Massimo Troisi per me è proprio che uno si fa tanta. Tra l'altro l'occasione del premio Massimo Troisi qui a Salina ti porta ad essere seduta allo stesso tavolo con Marco Risi. Ma questo è Massimo Troisi, perché poi in effetti io ci credo sopra ogni cosa. Regista di Meris per sempre che tu hai interpretato. Certo, sembra veramente che ci siano dei fili. Hai esordito con Marco Risi, Meri per sempre. Ti rendi conto? Io non avevo fatto mai provini, non me ne interessava niente, non ne facevo cinema, non mi passava manco per l'anticamera. Poi lui mi vide e mi disse subito va bene, per me va bene, la mamma di me. Dissi ma come ci fa? Cioè io sono rimasta... E da lì è nato tutto. E da lì è nato tutto. Tra i premiati di quest'anno anche Chiara Francini, attrice e scrittrice che ha saputo conquistare pubblico e critica passando con naturalezza dalla commedia ai ruoli più intensi. Io credo che il cinema, come i libri, come lo spettacolo, siano degli affreschi. Un affresco lo si guarda, ma di fronte ad un affresco si deve anche necessariamente riflettere, anche quando è un affresco divertente. E quindi credo che il cinema, anche quando è intrattenimento, come ci insegnano i grandi maestri e i grandi artisti come Troisi, debbano anche, tramite la risata, non dare delle risposte, ma magari farci fare le domande giuste. E allora, altra sosta per noi e poi la pagina dello sport. Siamo alla pagina sportiva e il calcio in particolare. La settimana che si apre oggi è una settimana decisiva per definire in casa Catania il nome dell'allenatore. Già il direttore sportivo in pectore lavora in sede. Adesso si attende di ufficializzare il nuovo mister del club etneo. Il nome in pole position resta sempre quello di Caserta, anche se non manca la possibilità di un accordo con De Giorgio, ma entrambi i giocatori hanno comunque lavorato con Varrà, direttore sportivo. Facciamo il punto. Il Catania riparte dall'asse forte DS e allenatore. Questa è l'intenzione, che ha già un primo protagonista, Varrà, da tempo operativo, si attende l'ufficializzazione. Il secondo, l'allenatore, arriverà. Il ruolo vede un favorito, Caserta, e un secondo candidato, De Giorgio. Sarebbero in ribasso le figure di Tomei e Diana. Comunque sia, dunque, si torna al punto di partenza. L'asse forte, direttore sportivo e tecnico, indispensabile per fare bene. Che sia Varrà Caserta o Varrà De Giorgio, stiamo parlando di binomi già rodati. Il
primo nell'esperienza beneventana, il secondo a Potenza. La scelta dipende dal progetto da sposare. In questo il Catania ha cambiato regime per farla semplice, impostando i contratti su una parte variabile, diciamo premiale, che ha un peso maggiormente significativo rispetto al passato. In sintesi, sposi il progetto per portarlo alla vittoria ed essere premiato o confermato. Caserta, che avrebbe chiesto un numero comunque importante di giocatori nuovi, era e resta il prescelto. De Giorgio, che crescerebbe di livello da una C con obiettivi moderati ad una C a vincere, ha comunque tanti estimatori. I tempi si entrano nella settimana decisiva, anche se per gli equilibri dei vari campionati e anche delle scelte, il responso del 16, con le iscrizioni che tireranno una linea al netto dei ricorsi, potrà far rivedere i progetti di alcune società. Ma un dato è pressoché certo: il peso dell'asse DS allenatore, che a Catania potrebbe fare la differenza. Lavora sul mercato anche il Palermo, sia pure a fari spenti. Sono diverse le trattative già avviate e tra queste quella per il difensore del Como Cassandro, per il centrocampista Idea Romano, è di proprietà quest'ultimo della Roma. Invece in uscita Brunori ha tantissimi pretendenti. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, ma intanto il servizio è di Marco Gullà. L'inizio del ritiro è ancora lontano, ma il direttore sportivo rosanero Carlo Osti vuole consegnare a Pippo Inzaghi una squadra già quasi pronta. Ecco perché si lavora a fari spenti su alcune trattative che potrebbero già essere definite nei prossimi giorni. La prima è quella per Tommaso Cassandro del Como. Il nodo è il prezzo. Il club lariano chiede 3 milioni di euro. Il Palermo però vorrebbe limare la cifra. Inzaghi ha però dato il suo placet all'acquisto del calciatore, che già conosce molto bene la categoria, avendo indossato per 2 stagioni la maglia del Catanzaro. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c'è anche quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, rientrato alla Roma dopo l'esperienza in prestito allo Spezia, sul quale è forte l'interesse di Torino e Bologna e ha una valutazione che si aggira fra i 7 e gli 8 milioni di euro. A centrocampo rimane viva la pista Marius Marin, svincolato, e Simone Trimboli del Mantova. Reparto offensivo, resta da monitorare la situazione in merito all'Eduaron. La sua permanenza non può essere considerato una certezza. Il DS Osti valuta come alternativa Stefano Moreo, apprezzato per la sua duttilità e conoscenza delle richieste del tecnico. Jonsen invece viene considerato una certezza per il futuro del Palermo e sarà un punto fermo nella prossima stagione. Per Brunori invece c'è la fila. Oltre a Sampdoria e Modena, l'attaccante interessa anche alla neopromossa Vicenza. È tutto per il momento, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 14, intanto fra poco la rassegna stampa, questa mattina curata dal collega Luca Ciliberti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.